Basta cemento a Monte Ortone! Basta cemento a Monte Ortone! Un lungo corteo da Abano all'area ex Cima nel comune di Teolo per dire stop alla cementificazione dell'area verde di Monte Ortone. Erano in più di 1000 per dire no alla lottizzazione che dovrebbe sorgere all'interno del Parco Colli. La variante, se definitivamente approvata, prevederà la costruzione di 9 condomini da 4 piani, un albergo, anch'esso da 4 piani, e 40 bungalow, in un'area, come vedete, completamente verde di 90.000 metri quadri. La manifestazione ha riunito i vari comitati ambientalisti della Bassa Padovana, ma anche tantissimi cittadini. La storia di quest'area risale agli anni 60, nel periodo del boom edilizio termale. Poi negli anni sono state respinte proposte di variazione ad area residenziale. I comitati hanno raccolto oltre 2000 firme contro la variante urbanistica. Oggi da Monte Ortone parte un messaggio forte, chiaro, determinato, non solo al sindaco di Teolo, non solo al presidente e al consiglio direttivo del Parco dei Colli Euganei, ma anche per tutti i presidenti dell'amministrazione regionale, provinciale e per tutti gli amministratori locali. Devono sapere che da oggi i cittadini metteranno attenzione su ogni lottizzazione, su ogni metro quadro che cercheranno di cementificare. Alla manifestazione di domenica hanno partecipato anche i consiglieri regionali Camani e Zanoni del Partito Democratico e Ossanel del Veneto Che Vogliamo, che hanno promesso di portare la questione in Consiglio regionale chiedendo una tutela dell'area del Parco Colli.